Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Ma che notte, che casino, tipo cocktail, un po' di me, un po' di te. Nessun dorma, fa il cretino. Io l'ho offesa e poi da me litigare anche di sabato sera. Ballando con le stelle e noi con gli occhi a marena. Tu mi prendi la mano, voglio sì ma non mi va. Mamma mia che rabbia, la porta che fa bam bam. Solita bagarre e poi ci sale su quest'aria di mare. Un po' ti odio, un po' love you, ma che c'è di male? Sai già cosa fare, dai comincia tu. E allora viva, viva, viva la terra, ballare poi finire giù per terra. Viva l'amore, amore, amore che si fa al buio e la televisione accesa fino all'alba, come due gatti dietro il bar che va su una cabrio senza targa. Io e due sotto un cielo blu, così chic, così vieni qui. Voilà, 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 voilà. Mi hanno detto, e mi piace, che in un letto poi si fa la pace. Tu lo sai, e i baci sono come le ciliegie. Non hai fame, sì però ti viene. E poi si cade giù, come quando piove. Un po' ti odio, un po' lo più, non ci vuole un nove. Sai già cosa fare, dai comincia tu. E allora viva, viva, viva la terra. Buonasera Antonino, a te la linea. Sei muto, a te la linea. Ecco, eccomi qua, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, scusateci per questa interruzione, ma purtroppo dovete sapere che il telefono è una grande invenzione. Alle volte qualche cretino telefona e dice qualche fesseria, tipo per esempio c'è una bomba in via Bellerio e allora deve arrivare la polizia, che avrebbe cose molto più serie da fare in questo paese, con i cani, gli artificieri e constatare che di bombe non ce ne sono, tant'è vero che siamo qua. E vogliamo ringraziare la polizia che ancora una volta con la sua consueta professionalità è intervenuta e ci permette di riprendere le nostre trasmissioni, nonché l'attività che si svolge regolarmente qui in via Bellerio, perché sapete che in via Bellerio c'è la sede della Lega, quindi purtroppo, come vedete, gli imbecilli, la mamma degli imbecilli non usa contraccettivi, in questo caso sarebbe più che consigliato. Poi, tra l'altro, io mi chiedo che senso abbia fare telefonate di questo genere in una società nella quale in 30 secondi risalgono al tuo numero di telefono e sanno chi sei, da dove vieni, cosa fai, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come vedete, i coglioni non stanno solo nelle mutande. Perdonate la schiettezza, ma sentivo il dovere di dirvelo. Va bene, noi però riprendiamo la trasmissione, avete ascoltato, perché stasera chiaramente noi chiudiamo la settimana di Zoom, quindi la colonna sonora è dedicata a questo Festival 2026 e nel finale anche a Sanremo 2006. Questa era Elettra Lamborghini con Voilà, pezzo completamente nonsense. Poi tra l'altro, francamente, fare l'amore al buio con la televisione accesa. Voi vi immaginate se sul Più Bello parte la sigla di qualche programma d'approfondimento e cominciano a parlare dell'inflazione, il caro vita e l'aumento delle accise della benzina? Auguri Elettra. Va bene, allora, detto ciò, noi siamo qui e chiaramente riprendiamo la nostra trasmissione. Nel frattempo io ho parlato col senatore Giorgio Maria Bergesi, abbiamo parlato di Mercosur, per cui è giunto il momento, cara Natalia, di andare con Qui Parlamento. Vai pure. Qui Parlamento.
E allora, il nostro gradito ospite per questo qui Parlamento stasera è il senatore Giorgio Maria Bergesio. Senatore, ben trovato, come sta? Bene, grazie. Un caro saluto a voi e agli ascoltatori. Senta, ma questo benedetto Mercosur, cioè, a quest'incubo non si può proprio sfuggire? Ma guardate, noi ci siamo espressi anche in questi giorni perché siamo fortemente delusi e fortemente contrari a qualsiasi entrata in vigore, anche in forma transitoria, dell'accordo Mercosur, quello che oggi ha spiegato la Ursula von der Leyen. Cioè, il Parlamento europeo ha votato il rinvio al pronunciamento della Corte di Giustizia europea e questa nostra Ursula von der Leyen a tutti i costi lo vuole far entrare in vigore in modalità provvisoria. Cioè, io credo che da cittadino il rispetto di quello che sono le istituzioni europee, della volontà soprattutto democratica, il Parlamento ha votato, non è un passaggio formale, questo è il fondamento stesso dell'Unione Europea. Poi parliamo di un accordo che oggi coinvolge 780 milioni di cittadini tra l'Europa e i paesi del Mercosur e che potrebbe questo determinare un aumento di quelle che sono le esportazioni agroalimentari in Sud America verso l'Europa per centinaia di migliaia di tonnellate l'anno. Abbiamo visto che ci sono previste quote aggiuntive di carne bovina, di pollame, di carne suina. Cioè, questo rischia di avere un impatto diretto, devastante, soprattutto sulle nostre filiere agricole. Noi sappiamo che nel nostro paese il settore agroalimentare vale 600 miliardi, lo sappiamo bene. Ne facciamo 70 miliardi di export agroalimentare ogni anno, ma questi 70 cosa sono? Sono frutto soprattutto di standard qualitativi e di controlli rigorosi tra i più elevati al mondo. E quando noi chiediamo reciprocità, chiediamo questo. E allora questo è il grande tema che oggi, sul quale noi oggi ci battiamo. Ci siamo battuti in Europa col voto di rinvio alla Corte di Giustizia come Lega e anche oggi diciamo che questo richiede un'analisi approfondita, perché guarda, noi non possiamo accettare che i nostri agricoltori, che sono già schiacciati da aumenti dei costi energetici, delle materie prime, dei fertilizzanti, perché adesso c'è anche il grande tema dell'urea e della conseguenza dei fertilizzanti che importiamo a dei prezzi elevatissimi, e noi ci mettiamo in competizione con delle produzioni che non rispettano assolutamente gli standard ambientali, fitosanitari e sociali dell'Unione Europea e dell'Italia. Certo. Io credo che mi sembra abbastanza scorretto. Assolutamente. Cioè, in molti paesi del Mercosur noi sappiamo che i fitofarmaci, i pesticidi che sono vietati dall'Unione Europea li usano quotidianamente nella loro produzione. Le norme sul benessere animale sono meno stringenti, ma io direi che sono assolutamente inesistenti. Allora noi abbiamo l'obbligo di difendere le produzioni nostre europee, ma soprattutto difendere il Made in Italy, e lo voglio dire chiaro e tondo, non è un protezionismo questo, è semplicemente la tutela della qualità, della sicurezza alimentare e della salute dei cittadini e dei consumatori europei, perché è fondamentale capire questo tema. Cioè, la difesa poi del lavoro passa attraverso la difesa delle famiglie che lavorano nel settore agricolo, cioè i territori rurali, la biodiversità, le aree interne. Ma se noi abbiamo delle norme che rischiano di uccidere o di decimare questo comparto, mi dite voi come facciamo a sostituirlo? Che sono un presidio straordinario. Noi abbiamo definito agricoltore custode dell'ambiente del territorio e poi non possiamo fargli la guerra con le norme europee che accettano delle condizioni che non possono essere accettate. Perciò noi lo voglio dire molto semplicemente, noi chiediamo che questa decisione venga sospesa fino a quello che sarà il pronunciamento della Corte di Giustizia europea. Però secondo me l'Europa deve aprire anche un tavolo di confronto col mondo agricolo e produttivo molto molto serio a livello europeo, cioè questi 27 stati devono farsi sentire, perché rischiamo veramente di finire nel baratro se non ci sono delle regole chiare per tutti, soprattutto per i prodotti che importiamo. Cioè io credo che oggi stare dalla parte degli agricoltori è dovere dell'Italia, ma è dovere dell'Europa. Cioè quello che l'Ursula von der Leyen promise in campagna elettorale per essere rieletta sta facendo esattamente il contrario. E questo non va bene. Noi siamo fermi, non vogliamo compromessi. Su questo tema siamo molto molto chiari
e molto determinati. Infatti. Senta, lei nel suo Piemonte immagino incontri anche gli agricoltori. Che cosa le dicono? Gli agricoltori sono spaventatissimi, a parte che noi oggi stiamo vivendo già situazioni complicate e complesse, e lo sa bene, li sta cercando di affrontare nel modo possibile anche il ministro Lollobrigida, la presidente Meloni, quelli che hanno la responsabilità. Noi abbiamo un mondo agricolo che ha delle complessità nel mondo del latte. Se guardate il prezzo del latte spot rispetto al prezzo dei contratti che sono nella stalla, è dimezzato. C'è che l'eccedenza di latte, però è una linea guida verso il futuro. Noi abbiamo un tema sul riso che è preoccupante, perché arriva riso esportato anche dai paesi asiatici e fa concorrenza al nostro, anche lì con principi produttivi completamente diversi e con delle difficoltà enormi. Abbiamo il problema del mondo del vino. Guardate che la riduzione dei consumi del vino è l'aspetto relativo anche al fatto che si fatica, perché le cantine comunque hanno degli stoccaggi molto alti. Anche su questo tema bisogna entrare in merito. Noi, quando siamo presenti sui territori, io in questi periodi col gazebo sul referendum per la giustizia, perché noi siamo per un sì convinto a questo referendum, incontriamo tutte le categorie economiche, ma gli agricoltori sono molto preoccupati e noi gli spieghiamo a questi che i figli devono rimanere, che eccetera eccetera, però dobbiamo dargli gli strumenti, le armi, le regole e soprattutto le misure di sopravvivenza, perché questo è determinante per questo mondo, perché altrimenti noi possiamo fare tutte le norme che vogliamo, approvarle, cambiarle eccetera eccetera, però alla fine dobbiamo tenere presente che è un mondo fragile, è un mondo che già attraverso la PAC perde delle risorse, poi l'agricoltura comune, finendo in questo fondone unico, rischia in alcuni paesi europei veramente di dare dei seri problemi al futuro della nostra agricoltura. E allora è qui che noi dobbiamo fare la grande scommessa di mettere al centro l'agricoltore, la filiera agroalimentare. È stato straordinario il risultato a dicembre che l'Italia ha avuto con il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. A 15 anni dal riconoscimento della dieta mediterranea, ma la cucina italiana è un processo che deve partire da dove il prodotto nasce, parte dalla terra, si arriva alla tavola, una cucina di assoluta qualità, ed è vero, ma perché c'è anche una produzione primaria di assoluta qualità. Noi abbiamo delle DOP, delle IGP, dei prodotti identificati straordinari, ma noi non possiamo permettere che le mani che lavorano, il cuore che batte perché la passione in questo settore venga stravolto da un accordo, perché capisco l'automotive, capisco la chimica, capisco la farmaceutica che devono esportare, capisco tutti coloro che devono esportare, però non possiamo sacrificare nessuno. Dobbiamo difendere e tutelare la nostra agricoltura, le nostre filiere agroalimentari, perché ci sono delle filiere agroalimentari nel nostro paese, ci sono delle imprese agroalimentari, delle industrie agroalimentari che hanno veramente nel loro DNA la lavorazione e la produzione di un prodotto finale solo italiano. Ricordiamoci sempre che la filiera agroalimentare italiana vale 4 milioni di addetti e questo è fondamentale. Decisamente. Senatore, senta, e adesso quali saranno i suoi prossimi impegni? Ma i nostri sul territorio noi in questo periodo stiamo lavorando tantissimo sul referendum per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, perché noi non dobbiamo perderci in quelli che sono pro o contro governo, noi dobbiamo dire le cose come stanno. Il referendum sulla giustizia nasce da che cosa? Nasce dal fatto che per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza ha impresso praticamente un'accelerazione, perché se vi ricordate nella missione 1 del Next Generation EU l'Europa ha chiesto all'Italia di rendere la giustizia più efficiente, più rapida, più affidabile, più vicina ai cittadini. In questo percorso ci ha assegnato quei famosi 194 miliardi, di cui 72 miliardi sono a fondo perduto e gli altri restituiremo cammin facendo, sotto forma di prestito. Però noi dobbiamo anche dire questo, che in Europa su 27 stati 25 hanno la separazione delle carriere. C'è una giustizia che non funziona o funziona male. Cioè la giustizia, partiamo da un principio, è un servizio pubblico. Se funziona bene, il servizio è efficiente.
Se non funziona o funziona male, va riformata. Come tutte le cose che in questo paese non funzionano devono essere messe a posto, sono state messe a posto nel tempo. Deve servire il cittadino, separare chi accusa da chi giudica, una garanzia totale. Non è un attacco alla magistratura, non è un attacco a nessuno, perché questo è così. E poi io cito sempre un argomento, e mi permetto di dirlo a lei e agli ascoltatori, che Sì. ogni anno lo Stato riconosce nel nostro paese oltre 1.000 casi di persone che sono state arrestate o detenute ingiustamente, poi sono state assolte. Oltre 1.000 vite stravolte. Io ne ho conosciuto, ho incontrato associazioni. Cioè, parliamo di cittadini innocenti che hanno perso mesi, anni di lavoro, di reputazione, hanno perso la salute e la famiglia, perché queste cose qua ti fanno saltare in aria tutti i meccanismi normali, e poi sono state assolte. Magari erano amministratori locali, erano regionali, nazionali, sono stati praticamente travolti da delle indagini che, per quello che è stato, alla fine non hanno portato da nessuna parte. Allora dico, anche questo, l'imparzialità, dare l'imparzialità, perché poi lo Stato ha pagato dei risarcimenti milionari, e non è ideologia, è una questione di giustizia vera. Cioè, il tema del merito, la trasparenza e il merito, per quanto riguarda anche quello che è il controllo all'interno della giustizia da parte di organi che siano veramente capaci di applicare quella che è la terzietà, diventano fondamentali. Allora anche su questo è una battaglia in corso molto importante. Poi, per quanto riguarda i temi che noi abbiamo, noi stiamo lavorando molto in Commissione Attività Produttive del Senato, dove io sono vicepresidente. Stiamo portando avanti il disegno di legge per quanto riguarda le nuove norme che tutelano la produzione del pane. Stiamo lavorando anche su quello che avremo le audizioni a partire dall'atto del governo, recepimento della normativa europea sulla produzione degli alimenti per animali. E poi abbiamo adesso alla Camera il DL bollette, che è fondamentale perché dà risorse alle famiglie, dà la possibilità alle imprese di pagare meno l'energia, però dall'altra parte mette in difficoltà anche la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali biogas e biometano, che hanno avuto dei sostegni pianificati in passato e oggi però si vedono in difficoltà, ma lavoreremo su quello con la capacità di dare delle risposte concrete anche qui agli agricoltori, perché non dimentichiamoci mai che la produzione di energia è un'attività connessa alla produzione agricola, articolo 2135 del Codice Civile. Perciò anche lì il produttore di energia, se un agricoltore che usa i suoi reflui per produrre energia, noi abbiamo fatto sì che i reflui non siano abbandonati oppure non riesce a utilizzarli nei campi, ma produce energia che poi serve non solo a lui ma anche al paese. Ecco, questi sono un po' i temi. Molto bene, senatore, io la voglio ringraziare del suo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie a lei, grazie soprattutto alla vostra redazione, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, nel frattempo si sono fatte le 19 minuti e 12 secondi, noi però andiamo a vedere un bel posto, il Castello di Varzi, e ce lo facciamo raccontare da un cicerone d'eccezione. Chi è? È il conte Enrico Detti di Marcorengo, che è il fortunato proprietario, nonché manutentore di questo bellissimo maniero, che ha una bellissima storia di famiglia alle spalle, cominciata negli anni '80 e che affonda le radici addirittura nel 1107. Vai pure Natalia, grazie. E allora questa sera noi andiamo in un bel posto, il Castello di Varzi, un castello che ha una storia di 900 anni alle spalle. Enrico Detti di Marcorengo ha la fortuna di occuparsi di questo castello, anche perché, se non sbaglio, appunto, il Castello di Varzi è peraltro appartenente alla sua famiglia da un bel po' di tempo, direi, e da circa 40 anni lei e tutta la sua famiglia vi state battendo per la rinascita
del castello. E allora, come vi siete imbarcati in questa iniziativa, soprattutto quando la sua famiglia e il castello hanno intrecciato i loro cammini e i loro destini? Allora, la storia della mia famiglia è legata ai Malaspina, in quanto nel 1838 la marchesa Malaspina ha sposato l'ultima, diciamo, Malaspina, ha sposato, discendente di Malaspina, ha sposato uno Detti e ha portato in dote al conte Carlo Detti, che è un mio avo, il castello. In particolare poi mio padre e mia madre l'hanno ricevuto nel 1983 da questa zia che era la nobildonna contessa Paolo Detti, che ha affidato a loro, diciamo, la continuazione della storia del castello. Io nel 1983 avevo 12 anni e, come dico sempre, è un posto che ho un po' odiato perché io ho sempre vissuto e abitato in Brianza ed era, diciamo, il periodo dell'adolescenza, per cui stavo volentieri con i miei amici in Brianza. Però, diciamo, i miei genitori, che chiamano diciamo, questo manufatto, questo castello, un debito d'onore, mi hanno, diciamo, sempre portato a tutti i weekend a contribuire, diciamo, alla rinascita del castello. In tempi più adulti, cioè nel 2015, successivamente a un mio, diciamo, girovagare per l'Italia per lavoro, ho rivisto nel castello quanto di bello c'è in tutti i pressi storici che abbiamo fortunatamente in tutta Italia e quindi ho, diciamo, continuato quell'attività di rinascita che era stata fatta dai miei genitori, ma che, diciamo, era stata fatta senza un obiettivo preciso, ma solo con l'idea di rendere ai posteri in una condizione, diciamo, più interessante. L'hanno rimesso completamente, diciamo, l'hanno ristrutturato completamente, e io invece ho detto, per far sì che i miei figli continuino in quest'opera, bisogna dargli anche un titolo a quest'opera, e quindi, diciamo, ho deciso di farlo rivivere. E all'interno del castello attualmente io lo chiamo un'impresa etica, perché il nostro obiettivo è quello di creare, diciamo, anche dei posti di lavoro, perché all'interno del castello, con le cose che facciamo, che sono visite guidate del castello, eventi di vario genere, matrimoni, eventi aziendali, mostre, sia di tutti i generi, di fotografia, d'arte, tutto quello che, diciamo, può coinvolgere qualcosa di culturale all'interno del castello lo facciamo volentieri. E a breve avremo anche, diciamo, una ristorazione. C'è sempre, diciamo, un principio etico, che è quello di creare opportunità di lavoro, se possibile anche ai giovani, perché così, diciamo, apprezzano e sanno. Io sono un sostenitore del fatto che il nostro bel paese abbia un'arma vincente rispetto a tutto il resto del mondo, che è il turismo, e per cui lo stiamo sviluppando in questa logica, in questa direzione. Senta, sfogliando un po' le pagine del sito web del castello, ma anche dando un'occhiata al materiale che ne racconta la storia, io vedo che c'è un impegno che non è soltanto un impegno fatto di accoglienza per eventuali eventi, tipo ad esempio matrimoni, cene all'aperto e così via. C'è anche un impegno enogastronomico, perché addirittura voi avete la cosiddetta dispensa del castello. Che cos'è? Diciamo, la storia si trasmette sia sulla parte, diciamo, documentari e archivi, ma anche sulla trasmissione delle tradizioni locali. E ripeto, sempre legato alla mia esperienza, che mi ha portato a vedere come in Italia ogni 10 chilometri abbiamo le ricette della mamma, della nonna, che cambiano anche in questo territorio, che io, diciamo, adesso sono meno turista perché vivo nel castello e, diciamo, ne ho fatta, diciamo, la mia casa. Lavoro sul territorio e, diciamo, cerco di portare, di far riscoprire queste bontà. Innanzitutto il salame di Varzi, Sua Maestà il salame di Varzi, perché Varzi, diciamo, è decisamente conosciuta, io dico, in tutto il mondo per questa sua eccellenza che è il salame. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, che sono la torta di mandorle, le confetture, diciamo, con i prodotti della terra, che sono la cipolla di Brema e la zucca, ed è diciamo, un ambito interessante sul quale ruotare.
Non dimentichiamoci che l'Oltrepo rimane la terza regione vitivinicola d'Italia, per cui c'è anche da poter diciamo, far apprezzare quelli che sono dei vini che stanno diventando sempre più importanti, perché oltre alle classiche bollicine noi siamo, diciamo, vicini agli altri territori più blasonati, ma fortunatamente anche l'Oltrepo sta diventando sempre più importante. E poi per l'Oltrepo passa anche il 47esimo parallelo, che è quello che passa anche per la Borgogna, per cui il Pinot Nero dell'Oltrepo sta diventando un vino d'eccellenza, una situazione veramente d'eccellenza. Che meraviglia. La dispensa è stata creata con l'idea che a fianco, cioè il cliente che arriva, l'ospite, chiamiamolo ospite perché preferisco chiamarlo ospite, che arriva, una volta che ha degustato i prodotti, sappiamo che l'aria fa la differenza, può comprarli anche e portarseli a casa, che sono, diciamo, il miglior ricordo che uno fa per una gita fuori porta o per qualche giorno passato in un posto da poco. Decisamente. Io vedo anche questa offerta di slow travel, tra l'altro c'è lei con questa bella campagnola di colore grigio. Dove va con la campagnola? E quello è il mio strumento per, diciamo, esplorare il territorio. Siccome diciamo, abbiamo iniziato con gli amici e questa esperienza ci fa tornare, tra virgolette, un po' tutti bambini, perché ci permette di sentire i profumi del territorio, visto che è scoperta. Con questa campagnola facciamo dei tour dedicati alle persone che vogliono arrivare al castello e poi, diciamo, conoscere anche il territorio circostante, perché io dico sempre che il castello è una parte del territorio e il territorio è una fetta ancora più ampia da esplorare e da vedere. Quando parliamo di slow travel, effettivamente, quindi con un mezzo meccanico, se ci si vuole muovere, diciamo, con una macchina diciamo, diversa. Per questa macchina un po' legata, lo racconto in un reel che c'è sempre sulla nostra pagina Instagram, ho scoperto da mio padre, che non mi ha mai raccontato tanto, perché forse una volta non si faceva, e ho scoperto che ho un nonno che nel 1920 ha fatto un'autovettura proprio sulla calandra c'è il mio cognome, Odetti, e la storia dice che il suo garzone sia stato il signor Maserati. Per cui, diciamo, questa storia di motori, io ho sempre vissuto a Monza, mi permette cioè, mi ha collegato a questa campagnola, che io dico sempre un po' mio mezzo di svago quando voglio uscire dal castello. Sì, in pochi chilometri, partendo dal castello che è a Varzi, che è a 400 metri, si può arrivare sugli Appennini, e in 20 minuti si è a 1500 metri, e diciamo l'estate c'è la sua frescura e pochi giorni fa c'era anche la neve, perché comunque arriva anche la neve. Che meraviglia di posto. Senta, lei incidentalmente, lo diciamo a chi ci ascolta, è anche conte e capita che accompagni di persona i visitatori del castello. Intanto le chiedo la domanda un po' ingenua: com'è vivere in un castello? Voglio dire, è un antico maniero, molte sale e anche diciamo una proprietà importante da gestire, ma poi che cosa le chiedono i visitatori? I visitatori sono incuriositi. Fortunatamente viviamo in un paese dove il concetto, io dico, di casa è già importante, per cui arrivano preparati, perché sanno quanto sia importante gestirsi una casa. Più o meno tutti noi siamo proprietari di una casa. Sul castello, io ripeto, perché fortunatamente la mia è una famiglia comunque di origini umili, mio padre è una persona che si è autocostruita da zero. La storia dice che, diciamo, erano legati alla nobiltà, però diciamo, sono tutti progetti che abbiamo fatto singolarmente, che abbiamo lavorato, per cui io, quando analizziamo e vediamo il castello, ripercorro a ritroso quella che è l'attività che ho fatto con i miei genitori, che vuol dire tanti lavori fatti in autonomia, cioè dove si poteva arrivare a fare qualcosa in economia, perché pensate che i miei genitori l'hanno ereditato che avevano 40 anni, quindi diciamo nel mezzo della vita, e da lì hanno preso questa sfida. Io infatti tutte le mattine mi alzo e dico: accidenti, che lavoraccio che hanno fatto,
questo lavoro fortunatamente ci è riconosciuto dalle persone che vengono all'esterno e io mi ritengo decisamente super fortunato. Poi sicuramente muoversi nelle ali del castello circondato dai quadri dei propri avi ti fa ritornare, questa è la cosa che mi dicono più spesso le persone, in un mondo, diciamo, di qualche decennio fa. Per alcune la vecchia cucina con la stufa economica, cioè sono tutte cose che sono sempre... È bello perché ogni persona che arriva rimugina un po' della propria esistenza, della propria logica. E poi, ripeto, c'è un po' di sontuosità legata al castello, che ha degli arredi, fortunatamente è stato, diciamo, completamente conservato e tramandato, perché questa zia che ci viveva ha fatto sì che nessuno, cioè non è stato mai depauperato di quelle che erano le suppellettili che ci sono all'interno, e per cui questa cosa rende un'atmosfera abbastanza magica. E io seguo volentieri le persone che vengono a visitare, perché, diciamo, danno voglia anche a me di continuare in quest'opera, e non sia mai i miei progetti. Io sono sempre uno che vola un po' con la fantasia. Non mi dispiacerebbe, perché il problema di queste case, cioè il problema di queste case ne abbiamo tanti in Italia, di questi castelli, Sì. e sarebbe bello, diciamo, moltiplicare, cioè quando una cosa poi funziona, dire bene, adesso ne mettiamo a posto gli altri, perché qua in Oltrepò, per esempio, Oltrepò è una zona che viene chiamata anche la piccola Toscana, ha veramente delle somiglianze notevoli della Toscana, ma come dico sempre siamo a 70 km da Milano, e altrettanto da Genova e altrettanto da Torino, e molto spesso ci sono un bel po' di castelli che però sono chiusi, e la mia gioia sarebbe un domani pensare che le nuove generazioni, appoggiate dal fatto che sto turismo, ne abbiamo visto adesso anche con Olimpiadi, se si parla del nostro paese che è eccezionale, perché non portare avanti tutte queste situazioni, queste cose. Allora la butto lì, a maggior ragione che la frase viene da un principe e la rivolgo a un conte. Se vuoi che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Aveva ragione Tomasi di Lampedusa? Assolutamente. No, io sono un fermento continuo, sono una mente diabolica, le penso tutti i giorni, vado in giro a curiosare di quello che fanno gli altri, insegno ai miei figli come mio padre ha insegnato a me a curiosare, perché solo in questa maniera, curiosare viaggiando, curiosare leggendo, ma sempre avere una mente aperta a nuove scoperte, a nuove logiche. E la curiosità più bella che io non avevo è che in un contesto di un castello hai un sacco di persone che vengono, entrano, e ognuno porta la sua esperienza di vita. Vi posso assicurare che vedere che queste persone entrano a volte un po' più agitate per il trambusto da cui arrivano, la città, ed escono, che magari se sono anche un gruppo di 10 persone si sono poi raccolte tra di loro e chiacchierano. A me questa è la cosa più bella, perché è un po' quello che sta dando anche a me il castello, un senso di vita più sereno, più tranquillo, più come una grande famiglia. È un castello, proprio perché è grande, facciamo accogliere tante persone, e questa è la cosa più bella e più interessante. Mi piace molto questa idea. Pensare che un tempo erano fatti per difendersi dal di fuori, erano per proteggersi dagli altri, invece adesso diventano uno strumento per unire gli altri, per incontrarli. Questa è una cosa molto bella. Le volevo chiedere questo. Ovviamente c'è tutto un range di attività che si possono fare al castello. Ecco, ora in questo periodo dell'anno che cosa fate? Che cosa organizzate? Allora, noi stiamo ripartendo con quella che era la parte, diciamo, di ristorazione un pochino più importante, perché, diciamo, era una richiesta che arrivava sempre di più al castello. Noi in passato avevamo una ristorazione, poi diciamo si è un attimino fermata e adesso sta ripartendo. La richiesta delle persone, allora, gli eventi vengono da soli, nel senso che le persone che hanno intenzione di fare un evento personale proprio, che è una festa di compleanno, un matrimonio, più o meno ci trovano. Abbiamo lavorato abbastanza sulla pagina, sulle varie pagine social e anche sul sito, e diciamo che chi ci vuol trovare lì c'è un tantam che funziona. La cosa più bella sono le cose più piccole, per cui faccio un esempio: l'altro giorno è arrivata una signora
con una bimba, una ragazza, e semplicemente io chiacchiero con tutti, e se posso, e questa ragazza vede un pianoforte che abbiamo nel castello, e allora viene fuori che suona il violoncello. Ecco, da lì è nata l'idea. Gli ho detto: quando vuoi ti aspetto a suonare il violoncello. Tornato grazie a questi social, la mamma ci ha scritto e ci ha detto: guardi, mia figlia ha fatto tutto il viaggio di ritorno pensando di suonare questo violoncello all'interno del castello, e gli abbiamo risvegliato una cosa che si stava un po' sopendo. Ecco, forse perché anch'io sono padre di figli un po' più grandi, però io amo che amerei che i giovani trovino anche il loro spazio all'interno del castello, perché così, diciamo, quella che è l'anzianità del castello, che è storia, che è bella, che piace anche a loro, la portiamo avanti con queste nuove situazioni, con queste logiche. Per cui vorremmo fare delle masterclass sulla musica, vorremmo fare la stessa maniera sul cibo, nel senso coinvolgendo le scuole alberghiere, vorremmo fare sulla fotografia. Io quando dico sempre: bene, se conoscete o avete qualcuno che ha una passione importante, la facciamo propria del castello e la mostriamo al pubblico. Il castello è, diciamo, un palcoscenico dove è possibile mostrare questa situazione. Quindi i servizi del castello sono all'unisono con questa opportunità e logica, che poi, diciamo, secondo me è un po' il format che comunque sta muovendo il mondo anche a livello televisivo e il resto, cioè far sì che i giovani abbiano la possibilità di esprimersi, di poter tirare fuori i loro talenti. Io sono stato per anni guida turistica al Duomo di Milano. C'è una cosa che ho imparato, che quando si vive a stretto contatto con un monumento, inevitabilmente si entra a stretto contatto con la sua vera anima. Diciamo che in un certo senso ne nasce quasi un dialogo mutuo. Lei al castello che cosa dice? Che cosa il castello dice a lei? Ma io ho una passione del castello, diciamo, mi ha fatto semplicemente rinascere, perché anch'io, comunque l'Intra milanese è la mia zona di lavoro e tutto il resto, una zona che apprezzo tantissimo, che ancora oggi vengo a visitare settimanalmente, perché sicuramente dà molto impulso a idee e tutto il resto. Però, diciamo, per quanto riguarda lo spirito, scherzando, diciamo, la Torre del Castello è chiamata anche Torre delle Streghe, e scherzando io dico: qua con le streghe io ho trovato la mia pace, la mia tranquillità. Per cui, e poi forse quello che io dico è frutto di una situazione che ormai è consolidata da quasi 10 anni, che il castello mi ha trasmesso sia come edificio e sia come, diciamo, aspettative che hanno le persone dal castello, come aspettative che ho io con me stesso. Ho imparato, è molto bello quando al castello ti alzi alle 6 del mattino, puoi evitare di prendere una metropolitana e lavori sul castello, nel senso lavori su quello che sono le opportunità del castello. È un modo di vivere che fortunatamente, diciamo, io dico in questa seconda parte della vita, perché un'altra delle prerogative del castello che nessuno sa è che il castello allunga la vita, perché se vado a considerare la lunghezza della vita dei miei avi, hanno vissuto decisamente tanto, soprattutto quest'ultima zia, la contessa Paola, era del 1895 ed è morta nel 1983. Però, Quindi, diciamo, io dico sempre, considerando il periodo storico, ha avuto una longevità notevole. beh, allora viva il castello di Varzi. Per concludere, quali saranno ora i suoi prossimi impegni al castello? Che cosa farà domani? E soprattutto, come possiamo entrare in contatto con lei e con il castello? Abbiamo implementato tutte le pagine social, sia Instagram che Facebook, che la parte legata al sito. Sul sito c'è anche la modalità di vedere appunto quali sono le proposte del castello, compresa la dispensa che dicevamo prima. E io sono una persona molto semplice, per cui, diciamo, se qualcuno scrive
Io mi chiamo Enrico e non c'è nessun problema, come stiamo parlando noi oggi, a poter parlare e condividere quelle che sono le progettualità sul castello. Il castello vive di tutto, a breve abbiamo anche eventi motoristici, quindi raduni di auto d'epoca legati al fatto che vengono a fare un giro, un po' come faccio io sulle colline, e poi si fermano volentieri diciamo, ad assaggiare il castello il salame di Varzi. A breve apriremo una cantina dove faremo proprio una degustazione del salame. Il salame, stando a quello che ripeto, io ho sperimentato, a me piace andare oltre, un po' come il vino, può essere degustato in varie, diciamo, stagionature, quindi più o meno lunghe. E abbiamo appena sistemato una cantina. In quella cantina verranno appunto diciamo stagionati dei salami, quindi saranno il salame del castello, che sarà un prodotto non voi perché non è la nostra, ma prodotto secondo le regole del consorzio da uno dei produttori del consorzio. La sua particolarità sarà diciamo, il fatto che è stagionato all'interno del castello. Nelle cantine il salame cambia assolutamente. Poi lavoreremo sicuramente sull'universo del vino. A me piace molto il mondo del vino, per cui andiamo alla scoperta. Abbiamo la fortuna che il castello è al confine con 4 province e 4 regioni, per cui a 5 chilometri abbiamo il Piemonte, poi abbiamo diciamo, la Liguria, perché nello slow travel che dicevamo prima si può fare la Via del Sale. Ieri è stata nominata come una delle vie più percorse ultimamente, che è quella che parte da Varzi e arriva fino a Recco, Camogli, Portofino, ed è una bellissima via che mio figlio, che è appassionato l'ha fatta l'anno scorso, mi ha detto che è molto bella e spero di poterla fare anch'io quest'anno, perché non si può solo mangiare e bere, ma bisogna anche fare attività fisica. Un'altra cosa che, ripeto, che segnalo legata a questa è anche abbiamo una bellissima pista ciclabile, per cui per chi viene da Milano arriva alla stazione di Voghera, scende dal treno con la sua bicicletta, si percorrono 35 km, che però, ripeto, parla uno che non è super allenato, sono solo 400 metri di dislivello su 35 km, si chiama Greenway, e questa porta a Varzi direttamente al castello, per cui se si vuole fare una giornata alternativa direttamente senza utilizzare macchine ma una bicicletta, si può fare un posto di questo genere. E poi probabilmente avremo anche un raduno, è stato organizzato un raduno importante diciamo, una specie di percorso non competitivo, ma che ruota su tutte queste 4 province in moto, e anche questo farà poi tappa al castello. C'è la festa del salame il 16, la seconda settimana di giugno. Il salame viene festeggiato a Varzi e praticamente si aprono tutte le cantine, tutto il borgo, perché la cosa bella di Varzi è che è un borgo tra i più belli d'Italia, e vi assicuro che lo è, perché lo certifico perché a me piace certificare le cose, perché devono essere veramente belle, se no non vanno. E invece il borgo è molto bello e ha 5 livelli diversi, perché Varzi è su 5 livelli. Si parte dal livello più alto, che è quello del castello, per scendere al livello del fiume che dà il nome alla valle, che si chiama la Valle Staffra, e sono 5 livelli di paese. Tutto caratterizzato da queste case tipiche, che sono tutte perpendicolari, molto spesso anche in colore genovese, perché comunque ci sono influenze degli archi di queste cantine. E poi la bottega, il primo piano e le camere da letto in cima, perché così erano le camere più alte, ed è decisamente affascinante. Così come è bello il castello, il borgo è altrettanto interessante. E allora io voglio ringraziare il conte Enrico Detti di Marco Rengo, e in particolare voglio ricordarvi anche il sito, che è castellodivarzi.com, per cominciare la vostra ricerca ed entrare in contatto con lui e fare una bella visita. Grazie. Grazie a voi, buona serata, vi
vi aspetto. La primavera e la primavera e l'autunno sono i mesi migliori per visitare questo posto. No, non mancheremo, grazie ancora. A presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. A te la linea, Antonino, sei muto. Ora dovresti sentirmi, vediamo un attimo. Sì, Sì. ora sì. Ecco, le 19:45 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Chiudiamo la puntata con un recap dall'ANSA. L'incidente, tram deraglia a Milano a forte velocità, 2 morti e 40 feriti. L'indagine per omicidio colposo. Il mezzo è uscito fuori dai binari finendo contro un edificio. Un testimone, ho pensato al terremoto. Ancora, Bill Clinton depone, non avevo idea dei crimini di Epstein. Trump, un'azione militare in Iran non mi fa piacere, ma talvolta va fatto, nuovi colloqui oggi. Ancora, il povero Domenico a Napoli, al Monaldi, 3 box tecnologici per il trasporto degli organi, ma l'equipe non lo sapeva. E poi finiamo con il cambio di rotta, nessun allunaggio con Artemis 3 nel 2027, la prima opportunità di tornare sulla Luna nel 2028 con la missione Artemis IV. Infine l'iniziativa laica a Sanremo per Gaza con un'opera navigante, imbarca da Barcellona a Sanremo, l'appello dell'artista, fermiamo il massacro. Mai nessuno che dica una parola per la famiglia Bibas, mai, nemmeno Ermal Meta. Va bene, con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione. Domani alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia, poi Liberamente e poi il garage dell'Alfista col sottoscritto. L'ultimo commento di questa sera è affidato al professor Francesco Pira sulla puntata di ieri di Sanremo. Poi nel weekend vedremo chi è che vincerà. Alla fine ci saluteremo con i Nomadi. Dove si va? Sanremo 2006. Sempre Nomadi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Allora, il professor Francesco Pira, che vedete peraltro in un'aula di istituto, vedremo poi dov'è, anche ieri sera ha seguito con noi il Festival di Sanremo. Professore, ma mi pare che quest'anno l'insegna è quella della noia, salvo Alicia Keys e qualcos'altro. Mi è sembrata fuori posto sì. la modella. Sì, la modella era però, insomma, sinceramente una bellissima modella. E quello siamo d'accordo. Su quello non si discute. Però anche la simpatia del comico che imita Lapo, insomma, che tra l'altro lui porta anche lui toscano come Carlo Conti. Però credo che queste ultime battute del festival, stasera ci sarà la grande serata delle cover, vedremo insomma cover di tutti i tipi, da Il dito nella piaga, che addirittura farà questo duetto con Toni Pitoni, questo siciliano attesissimo, molto trasgressivo, e poi ci saranno insomma cover davvero con interpretazioni che dovrebbero restare, dovrebbero lasciare il segno. Però le cose, i dati sono due: continuano ad essere ascolti bassi, c'è diciamo una tendenza a confermare i 3 milioni oltre di telespettatori che si perdono a serata, anche se ieri sera è andato un po' meglio della sera prima, quindi naturalmente tutta la narrazione si gioca su questo. E poi c'è stata l'altra polemica, la polemica delle polemiche, quella di una giornalista che ha sottolineato come ci sono soltanto pochissime artiste donne, ci sono sempre molti uomini, e addirittura è andata a fare tutta la statistica con tutte le edizioni governate da Carlo Conti, dove le donne sono sempre poche. Carlo Conti ha cercato di difendersi dicendo sì, ma io valuto le canzoni che vengono proposte, sicuramente non vado a valutare se sono uomini o sono donne. Lui ha ammesso di aver scartato la canzone di Emma, però a parte questo dice non c'erano altre proposte alle case discografiche, e quindi si è scatenato questo putiferio che
alla fine non aiuterà nella narrazione di questo festival, perché si capisce, si avverte la stanchezza di Conti, che comunque ha ribadito che non ci sarà. Sembra più un festival quasi da liquidazione di Carlo Conti che non un festival che doveva essere esplosivo, sebbene ci sono delle cose secondo me da salvare. Per esempio questa vittoria di questo giovane davvero molto bravo, davvero molto talentuoso, che con pervicacia ha deciso di andare avanti. E poi nella classifica generale c'è questa esplosione di Sal Da Vinci, che tutti dicono che potrebbe essere l'outsider, la vera sorpresa del festival. Vedremo come se la giocherà con le cover e poi vedremo come se la giocheranno nella serata finale. Dobbiamo sempre pensare che il televoto ha un peso importante e magari poi vedremo delle belle canzoni o delle canzoni che ci piacciono, che magari saranno premiate dalla giuria della critica o che riceveranno altri premi, ma probabilmente nel podio saliranno quelli che riescono a essere più nazional popolari. Infatti, io comunque Sal Da Vinci penso che abbia fatto una canzone abbastanza ruffiana e abbastanza, diciamo così, neomelodica, sbarra popolare, proprio secondo me o arriva primo o arriva secondo. Sì, è possibile, è possibile. Poi c'è stata nella serata di ieri un'altra cosa davvero secondo me molto bella, perché hanno portato sul Palco di Sanremo un pezzo importantissimo della musica italiana, Mogol, che certamente ha scritto delle pagine incredibili di musica, è veramente uno straordinario interprete della poesia che poi diventa canzone. E devo dire, questo premio Mogol è un premio che sicuramente dà luce al cantautorato italiano, che certamente oggi vive una certa sofferenza, sebbene ci sono dei guizzi, penso per esempio anche Tommaso Paradiso, la stessa Risa, la stessa Serena Brancale, che certamente ha voluto giocare come aveva fatto Cristicchi l'anno scorso sulla madre e quindi su questo rapporto, questa sorta di lettera aperta alla madre, naturalmente con espressioni e anche con stili completamente diversi. Si è sentito, onestamente, si è sentito un po' di buona musica, ci sono anche dei giovani che hanno fatto vedere che qualcosa si può costruire. Quello che è mancato, secondo me, è lo spettacolo travolgente. Al netto, per esempio, di questa prestazione straordinaria di Ramazzotti con Alicia Keys, al netto anche di Ramazzotti da solo, che ha davvero incantato, la sensazione che il grande spettacolo, che tutto quello che ci sconvolge una volta l'anno possa accadere sul Palco di Sanremo non ce l'abbiamo più avuto. Poi c'è tutta la polemica sugli ascolti, perché dicono che Sanremo è stato interdetto da tutta una serie di situazioni che sono situazioni legate ai palinsesti che stanno costruendo le altre reti per danneggiare la RAI, però io credo che fondamentalmente Carlo Conti è riuscito a costruire un Sanremo che sembra più interessare per il Fatta Sanremo che per lo stesso Sanremo, che sembra più interessare, come dice Elettra Lamborghini, per tutto quello che avviene la notte, quando lei non riesce a dormire perché fanno queste feste. I festini, come dice lei. I festini bilaterali, ha detto, credo, bilaterali. Sì, bilaterali. E quindi credo che c'è quasi uno spostare l'attenzione verso tutto quello che succede fuori dal palco, cioè siamo arrivati al paradosso che il dopo festival interessa quasi più del festival stesso, perché magari Savino riesce a essere molto più simpatico del tipo di costruzione che Carlo Conti ha fatto. Quindi scopriremo, diciamo, da qui a domenica se un Sanremo da archiviare, un Sanremo da dimenticare o da un Sanremo completamente da ricostruire.
Per finire, per dirla con Raff, cosa resterà di questo Sanremo? Resterà secondo me il rammarico che, per dirla con altri cantanti, si poteva fare di più, insomma, si poteva dare di più, ecco. Grazie professore. Grazie a voi e buona giornata.